che dicono home is whenever I'm with you. Sai cosa vuol dire, Marco? Che parlando come mangi? Vuol dire la casa è ovunque io sia con te. Ma pensa. Che bella, E partiamo appunto con questa bellissima frase d'amore per parlare della fine dell'amore. Purtroppo. Sì, perché parleremo di una delle piaghe che ormai inondano non la cronaca dei media, ma la cronaca spiccia delle nostre vite, e sono i padri separati. Esatto. Sono ormai, le statistiche ormai confermano di volta in volta non solo come le separazioni, i divorzi aumentino, ma anche come i nuovi poveri, i famosi nuovi poveri, la soglia di povertà in Italia che si sta alzando, una larga fetta delle persone che cadono da una condizione media alla soglia di povertà sono appunto i genitori che si separano. Solitamente sono i padri, perché l'affido dei figli viene generalmente affidato alle madri, e c'è tutta la legislazione che sostanzialmente, ponendo l'obbligo degli alimenti, ponendo tanti altri tipi di discorsi che faremo con chi li conosce meglio di me, comunque va a penalizzare il genitore che si separa. C'è sempre uno dei due che soffre tremendamente, non solo la parte che si può immaginare, che è quella psicologica, ma anche quella invece materiale, per sostenere un normale sostentamento della vita, perché tantissimi sono, ripeto, per strada. Parliamo di questo argomento con il presidente del Movimento Italiano Separati, Gianluigi Lussana, che è in onda con noi. Buonasera e grazie dell'invito, grazie a voi tutti. Buonasera a lei. Buonasera. Allora, Gianluigi, noi qui ci diamo tutti del tu, quindi penso che ti fa piacere. Ecco. Diamoci del tu tranquillamente. Allora, abbiamo iniziato, il motivo per cui parliamo di padri separati è appunto perché la gran parte di coloro, tanti di coloro che cadono nella soglia di povertà, sono genitori separati. Sì, sono i genitori, hai detto esattamente. Purtroppo vuoi la crisi economica, vuoi il lavoro che non c'è più, oggi separarsi è un lusso di poche persone. Molti di loro varcano, come avete detto correttamente, la soglia della povertà. Vuol dire non avere il minimo indispensabile per garantire ai propri figli e a loro una vita dignitosa. Generalmente consideriamo che quando una coppia si separa si raddoppiano tutte le spese. È già difficile oggi una famiglia unita riuscire ad arrivare a fine mese, figli che crescono, scuole, bollette. Immaginatevi voi il discorso delle coppie che si separano dai genitori, che devono ritrovarsi una casa, pagare un affitto, lasciare una caparra, magari comprare una nuova macchina, e nella sfortuna sono fortunati quei papà e quelle mamme che hanno a disposizione i nonni, i loro genitori, che li possono ospitare anche se hanno molti anni, 40 anni, 45, 38. Molti di loro vengono ospitati dai nonni, che diventano il loro salvadanaio, perché i nonni che appartengono a un'altra generazione, risparmiando soldini, riescono con le loro pensioni ad aiutare i figli a pagare gli alimenti o a pagare le rette. Quindi è tutta una situazione delicata, e sta peggiorando purtroppo, e la situazione economica non aiuta e le istituzioni sono assenti. Questa purtroppo è la sintesi. Mi sembra che sono tutti, diciamo, dei tratti, delle pennellate che vanno a dipingere un qualcosa che è un po' come una bomba a orologeria nella società, no? Perché questi sono nodi che a breve verranno al pettine. Hai perfettamente ragione, perché i genitori separati purtroppo sono milioni, quindi in Lombardia ce ne sono circa 1 milione, praticamente sono circa 6-7 milioni di genitori separati. Più tutte le famiglie che sono coinvolte in questa... Bravissimo, più tutte le famiglie che anche se non vivono direttamente la separazione, la assorbono tutte le negatività, le sofferenze. Ti parlo dei nonni, che nella stragrande maggioranza a volte soffrono più dei propri figli separati. Ti parlo dei fratelli, delle sorelle, che loro comunque intervengono anche con piccole cifre e di fatto si sostituiscono a quello che dovrebbe fare lo Stato. Però il mio ragionamento è questo: come può lo Stato italiano aiutare oggi le famiglie separate quando non è in grado nemmeno di aiutare le famiglie che sono ancora in essere, magari dando degli incentivi a chi vuole un figlio di più? È proprio tutto un discorso molto delicato questo,
e mi rammarico quando sento e parlo di queste cose, perché con tutti i rivoli di soldi che si sperperano in Italia servirebbe proprio una legge nazionale completa che tuteli questi genitori separati. Figli sono proprio milioni di persone, molti, come giustamente avete detto voi, dormono in macchina, ci sono molti papà che dormono in macchina, ci sono molte mamme che per garantire dignità ai propri figli devono fare dei lavori anche più che umili, ma lo fanno comunque, però non è corretto, nel completo disinteresse delle istituzioni. Purtroppo questo lo devo sottolineare proprio molto, molto forte. Ecco, diciamo che il fulcro sicuramente di tutta la questione sta nella legge sul divorzio, immagino, uno dei punti nevralgici. Sì, allora diciamo che correttamente la situazione economica è vitale in questi casi, quindi crea moltissime situazioni, molte separazioni sono accelerate anche dalla crisi economica, finiti i soldi, finito l'amore, e poi lì si attacca tutto il discorso. Poi giustamente l'Italia, come sempre, come al solito, è l'ultimo paese dell'Europa che non ha una normativa adatta alla situazione. Noi abbiamo delle norme che andavano bene forse qualche decennio fa, adesso purtroppo abbiamo ancora 3 anni di tempo nei quali una coppia può chiedere la separazione, mentre per noi sarebbe sufficiente già un anno, capisce? Un anno. Quindi sono tante di queste situazioni che poi tutte assommate provocano queste situazioni di grave disagio per le persone. Ecco, poi sicuramente c'è anche la parte, almeno suppongo, la parte dell'assegno di mantenimento, perché in questo momento la normativa prevede che bisogna mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, quindi in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione. Quindi nell'ordinamento italiano c'è ancora questo residuo di determinare la responsabilità di uno dei due, peraltro, che tanti ordinamenti ormai hanno superato. Hai perfettamente ragione. Difatti, come si può, allora quando una coppia si separa, niente sarà più come prima dal punto di vista spirituale, interiore, di vita, di sogni ed economico. È impossibile garantire tutto sommato lo stesso tenore di vita, perché una persona che percepisce, supponiamo, 1.000-1.200 euro, che deve pagare gli alimenti, che deve trovarsi un affitto di una casa, in questo caso generalmente sono i papà, non può garantire lo stesso. Lo potrebbe forse garantire, ma lui varca la soglia della povertà, il coniuge. Quindi anche questo è un concetto che bisogna rivedere correttamente, perché non è possibile, non è possibile. E quindi il discorso è proprio questo. Poi ci sono anche tante altre situazioni, che devono essere sistemate comunque. Il discorso anche del mantenimento diretto, per esempio, se una coppia si separa e i coniugi sono all'altezza della situazione, come molti sono, devono provvedere al mantenimento diretto. Il vero affido condiviso deve concedere parità di tempo sia alla mamma che al papà. Questo per noi è un punto importantissimo, questo qua è un punto importantissimo. E ecco, quindi arriviamoci proprio allora all'affido condiviso. In questo momento c'è stata una modifica normativa che in teoria lo garantisce. Sì. Ma quanto siamo distanti dalla pratica poi? Perché in Italia c'è sempre... Guarda, scusa, la legge è stata anche scritta correttamente, però non è applicata, non esiste l'affido condiviso, perché l'affido condiviso vuol dire momenti di vita quasi uguali sia con il papà e la mamma, però questo non avviene, per quello che noi dobbiamo intervenire per far sì che questa situazione venga un attimo modificata e l'affido sia veramente condiviso. Questo è il discorso, e noi ci batteremo anche per, più che modificare bisogna cambiarla, renderla scientifica soprattutto e tutelante. Ci deve essere certezza di diritto per entrambi i coniugi, perché poi chi ci va di mezzo sono i figli che giustamente, anche se una separazione fosse abbastanza indolore,
abbastanza indolore, subiscono sempre, io li chiamo i bimbi, i figli dai 99 sorrisi, e quindi sono quelli che non avranno più possibilità potrebbero avere anche problemi in futuro quando crescono, quindi nel rapportarsi con la gente, con gli altri, perché le separazioni sono veramente uno tsunami che ti capita dentro, all'interno della famiglia, ma soprattutto il soggetto più debole, quello dei figli, è colpito in maniera proprio drammatica. Ecco, da questo punto di vista sicuramente c'è un aspetto umano e psicologico che non viene tanto preso in considerazione, perché anche il discorso del mantenimento che fa l'ordinamento italiano lo motiva per tutelare i figli, poi in realtà magari un figlio che perde un po' di potere d'acquisto ma ha un rapporto più sereno con i genitori e sa che il papà non dorme in macchina, può essere che sia più sereno rispetto a uno che ha il papà che dorme in macchina però ha la PlayStation, l'ultimo modello. Ma è giustissimo, però bisogna modificare le norme, perché attualmente in Italia vi sono norme che penalizzano generalmente un coniuge, però i figli comunque sono sempre penalizzati, quindi non bisogna cercare di modificarle a livello proprio governativo, perché l'Italia si è dotata tanto tempo fa di una legge sulla fila 54 del 2006 che però non ha prodotto gli effetti, anzi ha causato tantissime situazioni di negatività. Se posso dire tanti casini, un brutto termine in radio, chiedo scusa, ma per farvi capire, cioè sono più i danni che ha provocato che i benefici. Se di benefici si può parlare in una separazione. Ecco, Capisci? poi un ultimo dato che può essere interessante. Abbiamo detto per anni le statistiche vedevano i divorzi e le separazioni in aumento. Adesso questo trend sta leggermente diminuendo, ma proprio perché forse si crea la situazione per cui diventa un lusso che solo chi ha il tenore di vita che se lo può permettere un divorzio. Hai risposto perfettamente, non è che hai ragione e non hai ragione, non fraintendere. Allora, le separazioni si sono in questi ultimi mesi un po' raffreddate perché la gente non ha i soldi per separarsi e quindi si separa in casa, praticamente è una cosa deleteria per i figli, è una cosa deleteria, cioè non hanno i soldi, aspettano di averli e quindi si dividono, magari dormono in due stanze. Sì. La crisi economica veramente ha falcidiato moltissime famiglie che magari erano lì e lì per recuperare, ma la mancanza di soldi, di situazione ha dato il colpo di grazia. Poi c'è da dire anche che mancano i valori di una volta c'erano forse probabilmente più valori. Mi sposo perché sarà per tutta la vita, quando si diceva sì in chiesa, in comune, adesso ci si sposa in chiesa, in comune, mi sposo finché non mi separo. Probabilmente sono cambiate le motivazioni, hai capito? Quindi ma sicuramente c'è un cambiamento in atto della società. Infatti il diritto di famiglia in questo momento è diciamo sotto l'attenzione anche del governo, di larga parte della politica, ma non per risolvere dei problemi concreti, ad esempio fare un divorzio che sia più a misura della società vera, no, si fa dell'ideologia, quindi togliere padre e madre, mettere genitore 1, genitore 2, al netto del giudizio che si può avere, però sono cose che non incidono nella vita reale delle persone e nelle urgenze soprattutto, perché le urgenze di oggi comunque la si veda non è la coppia di fatto omosessuale o eterosessuale, ma sono le persone che dormono per strada perché devono pagare una serie di mantenimenti. Le persone che dormono per strada, le persone che anche se tu rateizzi una bolletta di 300 euro in 8 rate, ma se non hanno neanche 50 euro, e ce ne sono di queste e non li hanno non perché li vanno a spendere ai casino, ma proprio perché tecnicamente o perdono il lavoro o proprio hanno finito il loro gruzzolo che avevano, diventa una cosa drammatica. E quindi io qui richiamo un po' all'ordine le istituzioni che devono intervenire, perché è una, come dicevi giustamente te, le separazioni, anche se giustamente generalmente non si vuole affrontare il problema in maniera aperta perché producono sempre sofferenze, comunque è una bomba a orologeria che sta per scoppiare. Figli, mamme, papà, genitori, è una cosa veramente disastrosa, me ne sto rendendo conto. Noi per esempio a Brescia, la nostra tesi nazionale qui a Brescia, abbiamo istituito
un punto di vestiti gratuiti, fra poco i generi alimentari. Cioè, se la gente non ha queste risorse, purtroppo varca la soglia della povertà, ma persone anche il ceto medio, persone che avevano... Sì, certo, è proprio lì. È proprio il ceto medio che decade molto spesso a causa di un divorzio. È quello, è questo qua, ma poi tutti, perché il divorzio, belli, brutti, ricchi e poveri, quando si divorzia niente sarà più come prima, però giustamente chi ha la possibilità finanziaria, la provvista per andare avanti ce la fa, chi non ce l'ha veramente sono situazioni drammatiche. Va bene, noi ti ringraziamo tanto Gianluigi, è stato molto utile questa ricognizione che abbiamo fatto insieme su questo problema che abbiamo detto è una bomba a orologeria, quindi oggi non ne parlano i media, ma a breve saranno costretti a farlo, perché è una realtà devastante, e quindi noi da Radio Padania cerchiamo sempre, per quel che riusciamo, di parlare delle bombe a orologeria che ci sono in giro per la società, sperando che qualcuno ci ascolti prima che esplodano. Va bene, intanto ringrazio voi di avermi invitato e soprattutto di sottolineare anche questi aspetti che non sono piacevoli, però fanno parte della quotidianità degli italiani. Certo, molto di più di altre balle che invece magari si vedono per televisione. Grazie mille Gianluigi, ci sentiamo la prossima volta. Grazie a te, ciao e grazie, ci sentiamo e auguri a tutti. Grazie. A voi, grazie. E allora, visto che di solito in radio, sai, fanno le dediche alle coppie che si amano, noi oggi che siamo una puntata amara, dedichiamo questa canzone a tutti quelli che si stanno separando. Ci sono anche loro, sono anche loro, sì. È l'inno nazionale di quelli che si stanno separando. Vabbè, diciamolo, da oggi. Da oggi o da sempre. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù, cercavo te. La tenerezza che non ho, la
Insieme a te non ci sto più, bentornati in onda sempre su Radio Padania. Oggi parliamo di papà separati e di genitori separati in generale. Abbiamo visto con Gianluigi Lussana, presidente del Movimento Nazionale Separati, quelle che sono le criticità, e abbiamo visto che sostanzialmente i dati sono due. Uno, che oggi il divorzio non è più un diritto, ma è casomai un privilegio di chi se lo può permettere, perché per come è strutturato. E la seconda, più generale, è che chi decide di affidare la propria unione allo Stato, perché questo succede con un matrimonio, dovrebbe almeno pensare che questo tuteli, che sia un bene, mentre allo stato dell'arte in questo momento non lo è per niente, è semplicemente, anzi, un impiccarsi a delle norme che non sono costruite per armonizzare, ma anzi probabilmente sono costruite proprio per creare un conflitto sociale che alla fine ormai entra nelle case delle persone. Ora, io non sono un sociologo, però tra tutte le bombe a orologeria di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, questa è una di quelle che secondo me va anche a incidere quando sentiamo che la gente si spara in casa, insomma, marito ammazza la moglie, moglie ammazza il marito, tutte queste storie. Io credo che possano anche derivare dal fatto che non c'è una rete sociale, perché abbiamo visto la rete sociale la fa la famiglia, e quindi devi avere la fortuna di avere una famiglia di un certo tipo. Non c'è un sistema istituzionale che ti aiuta, e quindi è chiaro che poi si perde il lume della ragione, oppure sicuramente è molto più facile perdere il lume della ragione, specie in un momento di crisi economica. Sì, poi se già, Marco, il problema economico mina, diciamo, la stabilità della coppia nel momento in cui la coppia è ancora una coppia vera, cioè le due persone sono sposate, immaginiamoci quello che può succedere nel momento in cui la relazione di coppia si incrina, si va verso un divorzio, o comunque si vorrebbe andare verso un divorzio con la stessa situazione economica grave che c'era quando si era ancora in buoni rapporti, quindi sicuramente peggiora la situazione. Più ci sono i figli, noi l'abbiamo detto. Ecco, la cosa che rileviamo, l'abbiamo sottolineata, la risottolineiamo, la evidenziamo in verde bella grossa, è che se proprio dobbiamo parlare di diritto di famiglia, forse è più urgente parlare di divorzio che non di identificazione di genitore 1, genitore 2. Esatto, o altre adozioni a personaggi così eterogenei. Mentre, continuando a parlare di questa necessità che c'è, che arrivino delle risposte da parte delle istituzioni, abbiamo in onda con noi il consigliere regionale Antonio Saggese, che appunto della battaglia sui genitori separati è uno degli esponenti più certificati, quantomeno in Lombardia, e lo abbiamo appunto in onda con noi. Ciao Antonio. Sì, buonasera Marco, buonasera Martina, e grazie per l'invito alla vostra interessantissima trasmissione su Radio Padania. Quanti complimentoni oggi, grazie Antonio. Sono dovuti, grazie. Quando la professionalità viene messa al servizio degli ascoltatori. Grazie Antonio, però non perdiamoci in questo. Ti volevo chiedere, abbiamo fatto un po' una ricognizione di questa situazione drammatica. Sì. Come Regione Lombardia, che cosa è stato fatto finora, che cosa si intende fare, in che modo una regione che può mettere degli strumenti a disposizione o cercare di alleviare questo stato di cose? Allora, noi nella prima fase della nuova legislatura di Regione Lombardia, l'assessore alla famiglia ha stanziato 2 milioni di euro che si sono trasformati in contributi da 400 euro al mese per 6 mesi ai genitori che vivono gli effetti dell'impoverimento materiale, il quale poi si aggiunge a quello affettivo, in seguito ad una separazione, alla disgregazione della famiglia, e con il limite del reddito ISEE di 12.000, nel senso che il reddito ISEE non doveva essere, adesso vedremo quali saranno le future modalità, non doveva essere superiore ai 12.000 euro. Chi presentava questo tipo di fragilità riceveva un contributo di 400. Se mi permettete, voglio evidenziare un aspetto molto importante, perché l'individuazione del disagio economico affidata al reddito ISEE, per quanto concerne generalmente il papà, quindi diciamo, io voglio parlare in maniera generica al genitore che sostiene un assegno di mantenimento, che perde la casa, quindi per quanto riguarda il disagio economico del papà, gli elementi che venivano presi in considerazione, e che mi auguro e che saranno sicuramente presi anche in futuro, tengono
in considerazione, scusate il gioco di parole, dell'assegno di mantenimento che viene pagato. Cioè di solito l'assegno di mantenimento che viene pagato per i figli è sempre stato escluso dallo stato di disagio economico, e quindi un papà, quando si presentava per poter avere un sostegno, presentava il suo reddito, ma non facendo rientrare nella sommatoria del suo reddito disponibile anche l'assegno di mantenimento, di fatto risultava un soggetto che poteva disporre di tutto il reddito che aveva a disposizione, ma così non era. Mentre con la delibera dell'anno scorso dell'assessore alla famiglia si può arrivare al reddito di ISEE di 12.000 anche inserendo per l'appunto l'assegno di mantenimento per i figli, e questa, secondo me, ma tra l'altro basta vedere quello che succede su tutto il territorio nazionale, è una grande novità ed è una grande innovazione di Regione Lombardia. E questa è una delle prime iniziative che verranno ripetute anche quest'anno, perché abbiamo già stanziato 2 milioni di euro nel bilancio preventivo del 2014, e poi l'altra iniziativa è legata ad un progetto di legge che sto personalmente seguendo. Mi auguro che possa andare in Commissione Sanità e dopo in Aula quanto prima, e che fondamentalmente si caratterizza nella equiparazione della sentenza di separazione allo sfratto esecutivo, per permettere che venga assegnato un punteggio premiale al genitore che, rimasto senza casa, possa partecipare ai bandi per l'assegnazione degli alloggi d'edilizia residenziale pubblica. Queste sono delle soluzioni concrete che hanno permesso di affrontare un sostegno economico, e ora con la legge, nel momento in cui andrà per l'appunto in aula, sulla quale stiamo lavorando, un sostegno di natura abitativa. Ecco, queste sicuramente sono due cose che magari scritte sul titolo del giornale è difficile da riassumere entrambe, però nella vita delle persone diventano davvero un'ancora di salvataggio a un certo punto, perché stiamo parlando di rientrare nell'ISEE, come hai spiegato, con l'assegno di mantenimento, vuol dire che allora riesci ad avere un contributo diretto, e in più riuscire a entrare nella graduatoria per le case popolari equiparando la sentenza di divorzio a uno sfratto esecutivo. Sono dei dati di realtà che veramente possono poi portare avanti, portare questo discorso a soglie nuove, perché è un discorso abbastanza nuovo. Non so se anche tu lo percepisci così dal punto di vista della politica. Non è una cosa, è di recente entrato nella... Allora, diciamo che l'inserimento della quota dell'assegno di mantenimento per poter individuare lo stato del disagio economico è una caratteristica di Regione Lombardia, mentre l'altro discorso della casa è un qualcosa che deve ancora arrivare ed è inserita nel progetto di legge che sto seguendo personalmente. Sicuramente sono entrambi degli aspetti innovativi, cioè vanno al di là della formalità, a volte anche dell'ISEE deciso a Roma, e non sempre aderente a quelle che sono le esigenze e le difficoltà del cittadino. Ecco, qual è la sensibilità che puoi percepire tu in Consiglio regionale su queste tematiche? L'argomento oggi è entrato nelle politiche regionali. Io vorrei innanzitutto esprimere un ringraziamento al segretario della Lega Matteo Salvini, che ha sempre seguito con grande attenzione e grande sensibilità la dinamica dei genitori separati, e tra l'altro non perde occasione per poterne parlare quando per l'appunto si trova dinanzi ad una telecamera, un'intervista radiofonica, per cui, e quindi in virtù di questa cosa che ho appena, di questo riconoscimento che è doveroso, oggi la problematica dei genitori separati, che hanno a che fare con le nuove fragilità, con le nuove povertà, sono entrate nelle politiche regionali, tanto è vero che è rientrata questa fragilità anche in quello che è il programma regionale di sviluppo di Regione Lombardia, che è un documento che traccia le linee guida sulla scorta delle quali poi ci si adopera per produrre i vari atti
regionali. Quindi c'è un'attenzione importante. C'è un'attenzione, non si perde occasione per poter inserire questa attenzione nelle politiche regionali, nella Giunta Maroni, come tra l'altro su tante altre cose, quindi anche diciamo su questo aspetto. Questo l'abbiamo fatto nel programma regionale di sviluppo, l'abbiamo inserito anche nelle risoluzioni europee, laddove Regione Lombardia si è pronunciata con un documento finalizzato a stimolare le politiche all'Unione Europea, e quindi è una fragilità di cui si tiene conto, si sta tenendo. E questo sicuramente conto. Gioca a favore e a merito di Regione Lombardia, tua, ma in generale di un sistema politico che riesce a essere attento anche alle cose che magari non fanno notizia, però fanno sostanza, se mi consenti l'espressione. Allora, no, Marco, ecco. la consento, e come, ti ringrazio per averla detta. Certo, merito comunque di una sensibilità al disagio reale presente sul nostro territorio. Esatto. E in questo contesto l'emergenza della disgregazione della famiglia è uno dei problemi. Ecco, un'ultima cosa, Antonio, chi all'ascolto avesse interesse a mettersi in contatto con te per avere magari dei chiarimenti maggiori sugli spunti di cui abbiamo parlato, come può fare? Ma allora, può scrivermi all'indirizzo istituzionale di Regione Lombardia, che è antonio.saggese consiglio.regione.lombardia.it. Sono andato lento. Hai fatto bene, di poterlo scrivere. Hai fatto bene, quindi chi all'ascolto volesse approfondire le misure di cui abbiamo parlato e magari anche contribuire con un'esperienza diretta a migliorarle in qualche aspetto che finora non è stato preso in considerazione, ha questa opportunità. Noi ti ringraziamo tantissimo. Io ringrazio voi, ho parlato con te Marco, non ho parlato con Martina, e ringrazio. Io ero in ascolto perché sull'argomento diciamo che non ero particolarmente ferrata, sebbene io ho seguito un po' l'attività della Lega, insomma le posizioni che Matteo Salvini ha espresso in questi mesi, però non ero particolarmente ferrata, quindi ho lasciato che Marco ti tenesse, diciamo. La verità è che io sono un maschilista, quindi lei è qui che sta stirando le camicie dei registi, e mentre diciamo Marco che tu, essendo un maschietto, ti annovereresti, non so se sei già un papà, ma in una situazione in cui, se per caso dovessi andare incontro a una disgregazione familiare, ti annovereresti quella che è una delle sacche, diciamo, un po' più difficili. Sì, infatti io prudenzialmente per adesso non ho generato nulla, quindi che io sappia. Sì, permettimi però di equilibrare questa cosa che ho appena detto, cioè le fragilità oggi dovute a una separazione comunque abbracciano sia i papà che le mamme. Sì, certo. Quindi ognuno delle due figure ha delle sue fragilità, e gli interventi che stiamo attuando, abbiamo parlato dei contributi economici, fondamentalmente i contributi economici non sono andati solo ai papà, sono andati anche alle mamme. Si parla di papà perché generalmente è la figura che soffre, su 100 casi è quella che soffre più spesso è il padre, ma ci sono anche tantissime madri separate. No. Però questo dato è importante perché il 60% circa del contributo che si diceva prima, dei 2 milioni messi a disposizione nel corso del 2013, è andato alle mamme. Ecco, quindi vedete è che importante. È una cosa molto importante, sì, assolutamente, perché chiarisce un po' la semplificazione padri separati, si dice sempre, ma in realtà sono genitori separati, che è una cosa diversa, e li ricomprende entrambi. Antonio, dobbiamo tenerne in considerazione entrambi, scusa se perché dietro ci sono dei figli da salvaguardare. Direi proprio che l'attenzione massima dovrebbe essere su questa, quindi continuiamo a invitare, se proprio vogliamo parlare di diritto di famiglia, parliamo di queste cose che sono cose concrete, dividiamoci, scanniamoci su queste cose che sono concrete, piuttosto che fare la solita ideologia. Non so se ti senti di raccogliere l'invito. Certo, l'ideologia non ci porta da nessuna parte, dobbiamo muoverci all'insegna della concretezza, perché soltanto con delle soluzioni concrete si riesce ad entrare nel merito delle vicende che attanagliano ciascuno di noi, e quindi sottoporre delle soluzioni che possono permettere di uscire dalla situazione di fragilità economica. Antonio, guarda, ti salutiamo perché sta finendo la trasmissione. Va bene. Quindi grazie mille del tuo intervento. Grazie ancora. Abbiamo sentito
i riferimenti di Antonio come provvedimenti, come anche email per poter parlare con lui. Se invece avete interesse a ponzare di qualche argomento con noi e a ricevere risposta, potete scrivere a rebelot@rpl@gmail.com. Vi sarà suggerimenti, commenti, complimenti, critiche, ma soprattutto raccontateci le vostre storie. Noi facciamo il possibile, non so se ci riesce bene o meno, però facciamo il possibile per cercare di raccontare storie che magari non fanno tanta notizia sul Corriere della Sera, però vedete, un po' come oggi, sono delle storie che incidono davvero nella vita delle persone. Se ce ne raccontate un po' anche voi, poi noi, tipo cani segugi, andiamo ad approfondire, quindi dateci qualche spunto, qualche idea, e via mail è meglio, perché vi possiamo anche rispondere, fare noi qualche domanda a voi, mentre l'SMS è sempre un qualcosa che o si legge o non si legge, nel senso, ne abbiamo tanti ad esempio che non abbiamo letto, ma sono scherzosi, delle 4:30 su cose che dicevamo alle 4:30, e quindi adesso sarebbero anche fuori tema. Comunque, giusto per aggiornarvi, oggi il Parlamento di Roma è stato impegnato a votare il rifinanziamento delle missioni internazionali. Noi ne abbiamo parlato più volte in trasmissione, ne parleremo ancora anche domani con un ospite che è Paolo Sensini, che ha scritto un libro, si chiama Divide et Impera. Lui ha fatto parte delle delegazioni internazionali che sono andate in Libia durante la guerra civile, in Siria durante la guerra civile, e ha prodotto una sua teoria su cosa sta succedendo adesso nel mondo, unendo un po' i puntini delle varie aree che sono destabilizzate. In molte di queste aree ci sono soldati italiani pagati con le nostre tasse, e che molto spesso, come c'eri anche tu, eravamo insieme, un argomento esatto, ne avevamo proprio parlato, ogni tanto ci rimettono anche la pelle per interessi che poi non sono neanche i nostri, anche senza fare discorsi buonisti, neanche per interesse geopolitico italiano. Quindi nel senso, da questo punto di vista sicuramente un argomento interessante. Oggi sono state votate la prima fiducia del governo